Siamo all'ultima sessione perché abbiamo deciso purtroppo, vista la lungaggine dei tempi, di sospendere l'ultima sessione con EIARC e Insopportabile e spostarla a febbraio, scusate, probabilmente tra febbraio e marzo, adesso vediamo un pochino, vi comunicheremo quando faremo l'ultima sessione. Quindi diamo vita alla penultima sessione, che sarà l'ultima, con Roberta Morittu, che ci ha fatto una grande cortesia ad essere qua, che stimiamo tantissimo e che è un po' un'icona dell'artigianato in Sardegna, come avete sentito è stata premiata con il Compasso d'Oro, ha avuto numerosi riconoscimenti, è stata sempre il punto di riferimento dell'assessorato al turismo per lo sviluppo dell'artigianato, per cui è un grande onore averla qui oggi con noi e vogliamo che sia lei a intervistare un panel di associazioni, camere di commercio, per estrapolare qualche utile informazione, qualche spunto, qualche tipo anche di lamentela da esternare poi, come diceva la dottoressa Capelli, e da riportare in assessorato in modo che nella pianificazione futura degli interventi sull'artigianato possano essere utili elementi di valutazione. Prego Roberto. Ringrazio per le parole, insomma, non proprio meritate. Sì, io inviterei i partecipanti a questa discussione. Che ringrazio. Roberta Marittu. Cara, sì. Roberta Marittu. No, no, grazie. Roberta, ciao. Ah, Graziano, certo. Allora, dopo gli interessantissimi spunti, informazioni e progetti che abbiamo visto durante questa giornata, che ci hanno portato anche, per fortuna, anche esperienze di altri luoghi e diciamo novità anche per me che da davvero tanto tempo mi occupo di questo settore. Invece c'è la necessità di fare un po' il punto sulla situazione nostra in Sardegna, cercando di capire un po' attraverso il contributo appunto dei partecipanti al tavolo, cercare di fare un po' un'analisi dello stato dell'arte, del settore dell'artigianato artistico e tradizionale in Sardegna. Attualmente esiste un circuito regionale che è nato all'interno di una piattaforma che è sardegnaartigianato.com, un progetto nato proprio con l'obiettivo di creare una sinergia tra le produzioni artigianali di qualità e il settore turistico alberghiero, ed è diventato poi diciamo una vetrina, sì, una vetrina per la maggior parte delle aziende sarde del settore dell'artigianato tradizionale artistico. Questo però ovviamente è una parte del comparto, non rappresenta tutto lo scenario e il settore ha notevoli problemi anche proprio nella identificazione di chi fa parte di questo settore o no, perché all'interno di questo settore, ora come ora, esistono e operano anche aziende diciamo non ufficiali, esistono poi che rappresentano un problema indubbiamente, esistono poi tutta una serie di saperi e competenze legate proprio al nostro patrimonio identitario. Ho apprezzato molto quello che ha detto la persona che ha spiegato il progetto della Tuscia, cioè l'artigianato rappresenta parte della nostra identità culturale, quindi tutelarlo non significa semplicemente tutelare un valore economico, ma significa anche tutelare una parte importante della nostra identità culturale. Quindi ritornando a noi, smettendo io di parlare e dando la parola alle persone che più di me possono darci informazioni utili, vorrei proprio invitare
i rappresentanti delle associazioni di categoria qui presenti, delle camere di commercio, aiutarci a capire cos'è questo settore, cos'è oggi il settore dell'artigianato artistico e tradizionale in Sardegna, in termini qualitativi e quantitativi. Aiutarci un po' a focalizzare meglio di che cosa stiamo parlando. Passerei la parola a questo punto sì? Per Cavalleria. Signori, visto che sono tutti uomini, buonasera a tutti, io sono Maria Antonietta Dessì, mi occupo di artigianato artistico all'interno della CNA, della Confederazione Nazionale Artigianato. Noi abbiamo un'unione dedicata a questo settore che ha un funzionario, che sono io appunto, che non è esclusivamente dedicato a questo, però come dire, la nostra attenzione su questo tema è costante da diversi anni, nonostante sia un settore che numericamente non è molto rappresentativo. La Confederazione ha sempre ritenuto di dover seguire quest'ambito di produzione con molta attenzione, proprio perché ha delle peculiarità, delle caratteristiche che meritano un'attenzione appunto particolare. Devo confessare che quando sono stata invitata a intervenire a questa tavola rotonda ho detto: Dio, adesso devo andare a fare il solito intervento lagnoso, pessimistico e negativo che molto spesso ci facciamo quando parliamo di artigianato artistico e tradizionale. Se dovessimo, come dire, fare una fotografia del settore in questo momento, al di là delle cose meravigliose che sono state dette oggi, in realtà dovremmo essere anche un po' negativi. Io però non voglio cedere a questa tentazione, quindi cercherò di dare un'immagine delle cose, stando insomma coi piedi per terra, però dando soprattutto una visione verso quello che ci aspetta, quello che possiamo fare, non quello che non abbiamo ancora fatto, che avremmo dovuto fare a suo tempo, che magari insomma per i motivi più svariati abbiamo tralasciato. Allora, la fotografia del settore, non è facile farla. Prima di tutto, i numeri non sono sempre interessantissimi da leggere, però in questo caso sarebbero utili, perché quello che non si può misurare non si può neanche migliorare. E quindi se io non so da che cosa sto partendo, non so neanche se è fatta una serie di azioni, queste azioni hanno dato un risultato, se l'hanno dato che risultato era. Qui chiamo in causa le camere di commercio. Noi abbiamo, e poi Agostino magari mi correggi se mi sbaglio, quando un artigiano si iscrive alla Camera di Commercio non dichiara necessariamente se la sua produzione è artistica, quindi se è per esempio molto manuale, se appunto ha come dire, l'artigiano ci mette un estro particolare, oppure se quella produzione è in serie, in larga scala. Ricordiamo che un'azienda artigiana può essere quella rappresentata dal solo titolare, ma può essere anche un'impresa di 20-25 dipendenti, insomma, quindi ci possono essere realtà completamente diverse tra di loro. Ora, quando un Roberto Ziranu, per citarne uno, che lavora al ferro, si iscrive alla Camera di Commercio di Nuoro, si trova nella stessa lista dei carpentieri, quindi di quelli che fanno, non so, gli infissi in alluminio. Allora capite che andare poi a estrapolare questi dati è difficilissimo. Gli ultimi dati ufficiali che abbiamo avuto attraverso un censimento vero e proprio, fatto anche credo con metodo, era dell'Isola, che nel 2000, prima di essere abrogata, aveva scritto i colleghi, poi magari dirà anche la dottoressa Capelli, avevano scritto un piano di rilancio dell'ente. Sarebbe stato meglio rilanciarlo, dottoressa, anziché abrogarlo, cosa dice? Forse sono d'accordo anche alcuni artigiani. Aveva fatto un censimento dove erano registrate, sono state censite 794 imprese. Ok, quindi dell'artigianato artistico, distribuite per territorio in una mappatura molto interessante, perché ci faceva vedere anche per esempio qual era la vocazione dei territori. Quindi non so, San Vero Milis, la cestineria, per citare il progetto di prima, la ceramica da Semi-Auristano e via discorrendo, quindi una fotografia molto netta. Oggi noi non possiamo ovviamente fare una comparazione con i pochi dati incrociati che abbiamo,
perché quella era una ricerca che è stata fatta in un certo modo, con un certo metodo che noi non possiamo riprodurre, non sappiamo neanche quale fosse, utilizzando però, ecco, dicevo, gli elementi che abbiamo, i pochi che abbiamo a disposizione, non ultima la vetrina di cui tu parlavi, Roberta, che non è un censimento, però è un portale che ha un ruolo secondo me importantissimo, perché intanto fa la conta, diciamo così, degli artigiani, di quelli che si vogliono iscrivere ovviamente, però c'è molto interesse, anzi andrebbe aperta in maniera permanente la vetrina e non a bando. In più ovviamente la vetrina, rappresentando soltanto imprese che lavorano nel territorio, consente al consumatore che vuole comprare un prodotto autentico di trovare l'artigiano che lo produce in Sardegna, che lo fa in prima persona. Quindi, e poi chiudo, visto che questa è una tavola rotonda, ognuno, insomma, interveniamo immagino anche più volte. Siamo passati, se vogliamo fare una comparazione tra quell'elemento del 2000 dell'isola e questo, da 800 imprese, dove tra l'altro ce n'erano stimate 2000 perché si stimava un abusivismo, chiamiamolo così, di almeno il doppio, di più del doppio, a 200, che sono quelle che sono iscritte in questo momento alla vetrina. 200. Quindi ipotizziamo anche che non tutte le imprese sono iscritte, ci sono poi tutta una serie di figure, come dicevi prima Roberta, che sono ibride, diciamo così. C'è la figura del lobbista che non si capisce bene se sia un artigiano, se sia sempre o talvolta un artigiano sotto mentite spoglie, in una situazione di comodo, oppure se sia invece, come dire, l'ultimo baluardo di quella produzione che noi dobbiamo tutelare. Chiudo dicendo questo, quindi diciamo che per i pochi elementi che abbiamo a disposizione, se è vero che noi abbiamo avuto un decremento del 70% circa delle imprese, questo fatto è gravissimo per i motivi che ci siamo detti in tutta questa giornata, cioè noi rischiamo di vedere evaporare un settore che non ha solo un peso economico, ma anche un peso in termini di identità, di storia e di cultura. Chiudo questo discorso dicendo una cosa, però a proposito di queste figure, noi abbiamo parlato molto di artigiani oggi, però alcune figure di cui abbiamo parlato non sono in realtà iscritte all'albo delle imprese artigiane, e questo crea tutta una serie di problematiche che magari poi, non lo so, vedremo dopo. Però ecco, tornando al discorso per esempio di San Vero Milis, dove ci sono ancora alcuni cestinai, Luca Foschi diceva 7, di questi cestinai, siccome io vengo da San Vero Milis, sono sicura che nessuno è iscritto all'albo, però viva Dio, cioè io non me la sento di dire che sono abusivi, perché sono gli ultimi che fortunatamente portano avanti una tradizione e che speriamo si iscrivano, mettiamola così. Okay. Sì, diciamo che nella fattispecie proprio degli artigiani detentori di antichi saperi, un po' quelle figure che alcune culture, come in Giappone, vengono chiamati tesori viventi, cioè che rappresentano veramente un tesoro per tutti noi, per la collettività, perché sono i detentori di una parte della nostra identità culturale. Per cui per questi è necessario pensare delle altre strategie, degli altri interventi. Cosa è diversa è appunto l'ennesimo persona che si improvvisa ceramista e che lavora a casa sua e poi vende nei mercatini, cioè stiamo parlando di situazioni completamente diverse. Aggiungevo, diciamo, l'opportunità, cioè il valore dell'artigianato, non di meno quello di cui si è parlato oggi, cioè tanto parlato oggi, cioè cosa l'artigianato rappresenta come potenzialità per i territori. Questo è un altro elemento che ci deve far riflettere sulla grande perdita di imprese artigiane di cui ci ha illustrato un po' la situazione. Passa a te. L'altra associazione di categoria. Buonasera a tutti, io sono Federico Fadda, sono il segretario della Confartigianato della Gallura, quindi l'associazione locale. Primo inciso, mi unisco all'appello sulla vetrina dell'artigianato. Sinteticamente sarebbe opportuno che venisse aperta in maniera continua, perché consentirebbe ai tantissimi che vogliono iscriversi di farlo durante tutto l'anno, e quindi questo è un auspicio al quale mi unisco.
Rispetto alle cose che ho sentito oggi, in parte in presenza, in parte anche grazie alla tecnologia, perché ho ascoltato in streaming, non sono potuto essere presente questa mattina, ma anche questo è merito del convegno, la possibilità di seguirlo con una modalità nuova, è una bella opportunità. Ci sono tantissimi elementi, io sono arrivato qua, anche io quasi con la presunzione, la spocchia di quello che lavorando alla Confartigianato sa tutto di artigianato, e invece abbiamo sentito oggi davvero delle cose molto importanti e molto interessanti che ci servono ad uscire da uno scenario che è localistico, che può diventare folcloristico e che ci fanno fare delle differenze. È molto importante che noi cominciamo a fare delle differenze. C'è l'aspetto culturale, alcuni soggetti sono forse dal punto di vista economico non degni di stare sul mercato secondo quelle che sono le regole del mercato, ma dal punto di vista culturale c'è bisogno di salvaguardare dei patrimoni che fanno parte della nostra identità territoriale, della nostra identità culturale, però non sono imprese. Le imprese artigiane sono un'altra cosa, sono soggetti che si alzano la mattina e che comunque devono portare a casa un fatturato, devono portare a casa la pagnotta, e noi di questi dobbiamo parlarli, se li dobbiamo collegare al sistema turistico, al sistema produttivo, al sistema ricettivo, perché altrimenti stiamo parlando di una cosa molto poetica, molto bella, molto importante, ma è un'altra cosa dal parlare di impresa, e quindi questa distinzione la dobbiamo fare. È importantissimo che noi parliamo di cultura, ma è fondamentale che la distinguiamo dall'impresa. E noi di impresa qua dobbiamo parlare di come queste imprese dell'artigianato stanno insieme al turismo. Abbiamo sentito tantissime esperienze, anche noi come organizzazione stiamo cercando di farne alcune che vanno nella direzione di far parlare l'imprenditore, che tradizionalmente è da solo, l'artigiano è da solo nella sua individualità, nella sua bottega, non ha la consapevolezza spesso del valore che riesce a creare con le mani e con il suo patrimonio di esperienza. Su questo dobbiamo lavorare dal punto di vista culturale, perché questo patrimonio che è personale, che è individuale, diventi patrimonio del territorio e venga collegato con il territorio. Le botteghe, gli artigiani sono ambasciatori del territorio, ambasciatori della nostra cultura, delle nostre radici, ma non possono essere i soli, devono essere messi a rete insieme, e bisogna costruire un ecosistema che consenta a questi artigiani di stare insieme alla ricettività, ai servizi e a tutte le altre, e tutti gli altri soggetti che fanno turismo, se li vogliamo inserire in un contesto economico che li renda efficienti e che gli consenta di portare a casa reddito per sé e di valorizzare anche dal punto di vista culturale, perché no, quello che esprimono. Qualcuno ha detto che non aveva esperienza di artigianato, ma si è innamorato degli artigiani. La cosa che trasmette un artigiano quando tu lo incontri è proprio questa, è questo aspetto dell'accoglienza, che non è comunicazione, non è marketing fino a se stesso. L'accoglienza è quello che noi dovremmo cercare di trasmettere e di divulgare un po' a tutto il contesto. Quindi le botteghe e gli artigiani possono essere e devono essere una porta del territorio per parlare del territorio, della cultura e diventare essi stessi ambasciatori di tutto quello che c'è. Non ci può essere chiusura. Vedere su un negozio non si danno informazioni ai turisti non è un buon modo di fare accoglienza. Tutti dovrebbero invece poter dire venite qua perché vi parliamo di tutte le opportunità che il territorio può offrire, non solo dal punto di vista della bottega singola, ma dal punto di vista di tutti i servizi che si devono mettere in rete. Quindi c'è bisogno di relazioni. Per costruire relazioni bisogna lavorare sulla formazione, perché gli artigiani e le imprese sono bravissimi a fare ma un po' meno a comunicare. Mi fermo perché non voglio rubare spazio a tutti, ma ci sarebbero tante cose da dire. Grazie. Puoi passarla anche a Graziano. Prego. Non so se va dal video, c'era un video, sì, era una presentazione di Artimanos. Funziona? Comunque sono Graziano Viale, presidente dell'associazione Artimanos, maestri d'arte della Sardegna. Stiamo lavorando dal 2012 per rispondere a un vuoto, devo tenerlo in mano così, per rispondere a questo vuoto proprio di programmazione, di progettazione per i mestieri d'arte in Sardegna e per le imprese regolari del mondo dell'artigianato. Piccola parentesi per gli hobbisti. Gli hobbisti
non pagano le tasse, non pagano l'INPS, non pagano le pensioni ai nostri anziani, non danno la possibilità di far lavorare altre persone regolarmente. Cioè, chiuso l'argomento, sono fuori dal campo del lavoro, sono soluzioni comode. Anch'io 40 anni fa ho cominciato come hobbista, perché andavo in giro per le strade, semi chic, semi freak, tappetino, vendevo 2 maschere e poi me ne andavo. Adesso, cioè, dopo 3 anni mi sono iscritto e ho visto che le possibilità sia per lo sviluppo del lavoro che per entrare in diversi mercati, in modi diversi di mercati, e anche prima di tutto come coscienza personale di cittadino, mi sta bene dare una parte di quello che io ricavo agli anziani, come pagare l'INPS, mi sta bene pagare delle tasse se voglio andare in un ospedale o camminare sulle nostre strade, che poi lo Stato ci mangi sopra, eccetera, eccetera, anche troppo, va bene. Che ci siano delle esagerazioni, questo dipende dai nostri politici. Cercheremo di fargli fare delle cose meglio, ma sta a noi dirglielo. Però, problema hobbisti, per favore, chiuso, basta. Sono valori che si stanno perdendo, eccetera, però ci sono 1000 soluzioni regolari per potersi iscrivere, per non esagerare con i costi ed essere comunque civilmente parte di questa società. Basta, ci sono troppe esagerazioni. Chiuso. Allora, dall'inizio, dunque, Artimanos ha organizzato parecchie manifestazioni in tutta la Sardegna e collegati anche e soprattutto a un ultimo progetto molto importante che abbiamo chiuso a gennaio di quest'anno, che era Art Lab Net, un progetto interreg europeo con la Francia, la Corsica e Sanremo, e attualmente stiamo ancora lavorando con un altro progetto sempre Interreg, che è Art Lab Expert, che prevede la possibilità di mobilità studentesca collegata ai mestieri d'arte. 6 studenti francesi con 6 studenti italiani, di cui 3 sardi, lavoreranno e gireranno nei laboratori sia di Francia che di Sardegna e di Italia, e coopereranno e lavoreranno su nuove idee, creazioni di nuovi stimoli per il marketing, per il design, per tutte le nuove soluzioni di lavorazione. C'è sempre l'Accademia Sironi, che è un nostro grandissimo e fondamentale partner su Assasseri, con cui abbiamo lavorato e collaborato, e che ci ha dato veramente degli ottimi stimoli e delle ottime possibilità di vedere un futuro, perché abbiamo lavorato con giovani, con studenti, sono le nostre nuove idee. Non possiamo pretendere noi, io ormai mi ritengo un anziano, insomma, del lavoro dopo 40 anni, pretendere di avere nuove idee, nuovi stimoli, eccetera, se non collaboriamo con gli studenti, la vita giovane, la vita nuova di oggi. Sono loro che dobbiamo coinvolgere sia nei nostri progetti che nelle nostre idee. E questo è un punto, insomma, secondo me fondamentale per andare avanti. Abbiamo coprogettato questi 2 interventi a partire dai bisogni delle imprese artigiane associate, e posso dire con orgoglio, perché veramente è stata un'esperienza sia emotiva che pratica, proprio molto molto intensa. Ci siamo ritrovati ovviamente in difficoltà, perché parlare di progetti europei per me, artigiano, piccolino, della mia bottega, eccetera, che entra dentro al sistema burocratico europeo, è stato pazzesco, ragazzi, veramente. L'Europa ci fa impazzire. Allora possiamo capire perché molti denari e molti finanziamenti che arrivano dall'Europa non vengono spesi, perché li rimandiamo indietro, perché non ci sono progetti da presentare. Perché? Parlo in parole chiare: sul 100% del finanziamento avuto, il 50% se n'è andato in burocrazia per sostenere e finanziare e pagare ovviamente il lavoro stretto di gente che lavorava per creare documenti, paperi, carta, insomma. Noi abbiamo avuto una parte del finanziamento che funzionava forse comparirà poi nel video, con questo centro di formazione, informazione, sperimentazione di vendite, eccetera, che abbiamo avuto con un negozio, un punto che abbiamo creato a Cagliari. 2 anni, 1 anno e mezzo, 1 anno e 7 mesi di esperienza bellissima, dove lavoravamo con le scuole, con i bambini, con i turisti e con i cagliaritani soprattutto. Facevamo vedere in diretta quello che sapevamo fare,
lo potevano realizzare anche loro direttamente, quindi è stato un continuo di laboratorio vivo, cosa che adesso purtroppo ci manca. Perché? Perché ci sono finiti i finanziamenti, costa molto. Purtroppo tutto questo noi l'avevamo chiesto nel 2014 all'inizio dell'entrata in Art Lab Net, sia a Regione che al Comune che alla Provincia che a tutti i santi della Sardegna, tutti quanti sì abbiamo il locale, sì abbiamo il posto, invece picche, cioè alla fine quando siamo partiti col progetto non ci è stato dato nulla, o era in restauro o è appena stato affidato a un'altra associazione oppure non c'è più, eccetera. Questo ci ha creato molte difficoltà che a cui abbiamo dovuto sopperire proprio organizzandoci da soli. Quindi tutto questo lavoro l'abbiamo fatto da soli artigiani, e questa è una piccola noticina in nero: mancanza di assistenza proprio da parte delle istituzioni. Scusa, perché insomma un po'... Vado fuori? Sì, un po' tardi, io capisco la Proposte. necessità di raccontare, però... Proposte, vetrine no, grazie, le abbiamo visto, le vetrine non servono, serve vendere. Serve creare punti di vendita diretta e proporre al pubblico. Servono nuovi associati, nuovi iscritti, e anche qui la legislazione dovrebbe favorire l'iscrizione e l'adempimento, insomma, di ogni buon artigiano, i doveri, per riuscire a proporre e a fare il proprio mestiere. E poi aiuto dalle istituzioni, basta spendere soldi col Cagliari Calcio, c'è stato un fallimento totale, basta fare, cioè la vetrina dell'artigianato artistico è bellissima, è fatta bene, è stata fatta da professionisti, ma se non vendiamo è lì, ferma lì. Quindi è quello che noi chiediamo semplicemente: fateci vendere i nostri prodotti e allora ci sarà più mercato e più possibilità di investirli in altre cose migliori. Boh, basta. Solo per dire che comunque poi gli artigiani sono anche imprenditori, quindi diciamo che la parte di vendita, la capacità di stare nel mercato sta molto anche, anzi sta fondamentalmente nella capacità dell'artigiano e dell'imprenditore. I percorsi, cioè volevo dirvi il mio grande sogno è che qualsiasi turista eccetera eccetera, che sia cinese, giapponese o australiano, venga a mettere piede in Sardegna e abbia la coscienza e la capacità e la possibilità di andare dalla Gallura alla Marmilla, dall'Ogliastra al Cagliaritano, dal Campidano ad Alghero, ovunque, dovunque, e avere le stesse informazioni in tutti i punti. Non possiamo ancora stare qua a parlare le maschere di Ottana, Maras, del territorio, eccetera, sono ferme lì. Il GAL del Nuorese, eccetera, è fermo lì. Cioè, cerchiamo di creare veramente dei percorsi per unire questa Sardegna. Dopodiché possiamo presentarci in Cina, in Giappone, in Australia o in America. Già lo sta facendo alcune società che sono di fuori della Sardegna e lo fanno molto bene. Ogni anno arrivano americani in bicicletta, fanno i percorsi del gusto, poi li fanno pedalare, vanno in giro pedalando per la Sardegna, poi si fermano nelle cantine di nome, nella produzione del formaggio, eccetera, e comprano e si fanno spedire giù in America tutti i prodotti. Cioè dobbiamo lavorare con una coscienza, insomma, un attimino più... Ci ha capito. Bene, tanti spunti, continuiamo la nostra discussione. Faccio un intervento più per dovere di cortesia nei confronti di Lucio, che mi coinvolge sempre in queste iniziative, tutte molto ben organizzate, perché io rappresento Confindustria Centro Sardegna, quindi diciamo, sulla materia artigianato non abbiamo grandi competenze, grandi cose da dire, però è vero anche che se ne possono dire tante, specialmente dopo aver sentito una giornata come quella di oggi. Io faccio alcune considerazioni rapide per non annoiare la platea, perché è anche abbastanza tardi. Io vedo l'artigianato prima di tutto come un valore, evidentemente, in particolare quello artistico, ma non solo quello artistico, perché poi l'artigianato è tanto e abbiamo tantissime attività industriali che sono strettamente legate all'artigianato, e l'artigianato è fondamentale evidentemente per lo sviluppo delle attività delle grosse industrie, quelle poche che ci sono qua in Sardegna. Però contemporaneamente abbiamo diciamo,
la sensazione, comunque la convinzione che l'artigianato, per come è stato presentato oggi, per quanto riguarda la parte dell'artigianato artistico, eccetera, sia uno degli elementi che la Sardegna deve utilizzare per, diciamo, vendere qualche cosa di alternativo che al solito turismo balneare. Noi abbiamo fatto un convegno il 4 ottobre a Portocervo, molto partecipato, con circa 300 persone, e mi ha colpito una frase anche un po' provocatoria del nostro vicepresidente nazionale Confindustria Alberghi: ha detto: ma state dicendo, avete appena detto che il problema della Sardegna è che ha soltanto 2 o 3 mesi di mare, il resto non c'è niente, e noi non abbiamo il mare in Umbria, era Umbra, però il nostro turismo sta crescendo perché stiamo facendo tutta una serie di cose, quindi provate per un attimo a non pensare di avere il mare, pensate di avere tutto quanto il resto, che è una ricchezza enorme, no? Quindi a questo punto l'artigianato, insieme a tutte quante le altre cose, diventa un elemento fondamentale per cercare di creare delle cose alternative, facendo, ahimè, sempre i conti, e quello purtroppo non lo potrà modificare nessuno, né un governo questo, né quello di prima, né quello che c'era tra 100 anni, e cioè che siamo un'isola, e questo significa la richiesta di uno sforzo 10 volte superiore per cercare di convincere delle persone ad arrivare qua in periodi in cui altrimenti non verrebbero, perché sappiamo benissimo che abbiamo questa monocultura, però contemporaneamente abbiamo tantissime altre cose che secondo me possono avere una grande ricaduta anche sul settore artigiano. Per esempio noi stiamo lavorando anche noi su progetti comunitari, ne abbiamo diversi, stiamo lavorando molto sulla green e blue economy, stiamo lavorando molto sullo sviluppo di parchi e aree marine protette, non necessariamente di terra, di mare, ma anche di terra, e stiamo verificando che anche nei territori interni, dove un tempo mi ricordo si facevano le rivoluzioni tipo nel Gennargentu, però invece in questo momento è nato il parco di Tepilora, stanno nascendo altri parchi, pochi giorni fa ne hanno decretato, il Ministero ne ha decretato altri 2 nel Sulcis, e noi abbiamo verificato, per esempio pochi giorni fa abbiamo fatto il rilascio di certificazioni da parte del Parco della Zinara a una quindicina di aziende, ma ormai sono molte di più, anche Portoconte e Tramariglio, e tutte queste aziende valorizzano produzioni locali, fanno servizi a livello locale, quindi chi fa produzioni agricole, chi produce cosmetici, quindi comunque c'è la possibilità di ampliare il cerchio e magari anche, perché no, distinguere questi prodotti con il marchio del parco. È chiaro che è un percorso che si crea e si sviluppa in decine di anni, come l'ha fatto Cinque Terre, come hanno fatto altri, però questo secondo me potrebbe essere un elemento, perché a questo punto se noi diciamo, siamo in grado di farci conoscere nel mondo, il signor Ciriaco diceva non ci conosce nessuno, io non so se avete visto 2 giorni fa c'era un bell'articolo su tutti i giornali più importanti, in particolare su Sole 24 Ore, con anche una bella foto dell'Italia, c'era scritto: dove c'è la TAV il PIL cresce del 6-7% in più rispetto alle altre regioni, e se voi vedete la cartina dell'Italia ci sono tutte le regioni colorate con più o meno la TAV, in Sardegna non c'è la TAV, quindi noi siamo costretti a rimanere fermi e gli altri a crescere 6-7% più di noi. Se questa è la situazione, è chiaro che dobbiamo essere 10 volte più bravi degli altri. Io lo dico sempre, i nostri imprenditori in Sardegna sono dei campioni, perché riescono a fare imprese in Sardegna in mezzo a mille problemi. Quindi io credo che se mettiamo insieme tutto quello che non è balneare, però iniziamo a condirlo di ambiente di altissimo valore, di parchi, di biologico, di produzioni agroalimentari, di artigianato, che sappiamo benissimo quanto vale, di tutti gli altri, quelli che sono i percorsi, e quindi anche le attività artigiane che lavorano nel settore dell'archeologia, nel settore dei servizi, eccetera. Io credo che con molto impegno, con molta bravura, però sono cose che io posso fare un pezzettino, un altro può fare un pezzettino, tutti noi possiamo fare dei pezzettini, se non c'è una regia, e lì ritorno alla Regione Sardegna e poi vi lascio la parola. Professore Jarc, non so, non lo vedo, ma qualche anno fa facemmo una riunione, sempre, me la ricordo sempre, mi piace ricordarla, una riunione, entrò provocatoriamente nella nostra riunione, qui in aeroporto, avevamo gli uffici qua, e ci dice: chi fa il turismo in Sardegna? Chi programma il turismo in Sardegna? Noi siamo rimasti un po' così, non lo sappiamo, vado via. Ma il problema è che a distanza di tempo manca proprio una visione organica, perché poi già è difficile andare a rappresentare l'Italia all'estero. Beh, l'Italia è conosciuta, rappresentare un'unica regione è impossibile, quindi noi diciamo sempre una singola regione difficilmente può andare a promuoversi, dovrebbe andare a promuoversi all'interno di un contesto nazionale, quindi l'ENIT se funzionasse, l'Italia se funzionasse, perché qualcuno parlava stamattina di Spagna, di Francia, ma stava parlando di stati, non stava parlando di regioni. Promuovere la Sardegna veramente è più complicato, che richiederebbe risorse, però richiederebbe un'organizzazione, quindi richiederebbe un soggetto pensante che dà delle direttive politiche,
poi un soggetto organizzato. Nel convegno del 24 di ottobre abbiamo fatto, poi finisco, del 4 di ottobre abbiamo fatto venire l'amministratore delegato e Trentino Marketing, loro hanno una stagionalità di 10 mesi, stanno cercando di portare, è una contraddizione in termini, la stagionalità a 12 mesi, quindi gli serve recuperare anche quei 2 mesi per chiudere il cerchio, però hanno un amministratore delegato, un direttore generale, uno staff di 60 persone che lavorano per quello. Se ci fosse un gruppo così che lavora per il turismo in Sardegna, probabilmente l'artigianato e tutti gli altri settori avrebbero lo spazio che meritano. Grazie mille. Passo a lei. Grazie. 17:39, diciamo che entro 3-4 minuti chiudo, così evito che ci sia lo svenimento della sala. 2 considerazioni velocissime. Parlando di artigianato, il percorso che mi viene da raccontare banalmente è che ci sono gli artigiani artistici e gli artisti. Gli artigiani sono soggetti che svolgono lavoro, svolgono un'attività, verosimilmente speriamo siano iscritti alla Camera di Commercio. Non mi sono presentato, Agostino Cicalo, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, scusate. E diciamo campano, tra virgolette, di questo mestiere, che è un lavoro con difficoltà evidentemente, ma fanno di questo la loro attività professionale. Dall'altra parte ci sono gli artisti che notoriamente, come sapete, diventano ricchi quando sono già morti, e infatti diventano ricchi i figli o gli eredi, perché le opere d'arte vengono riconosciute dopo, ma quando fanno gli artisti in realtà normalmente muoiono di fame. In mezzo ci sono gli artigiani artistici, che speriamo che stiano più dalla parte di chi campa e quindi riesce a portare a casa il frutto del proprio lavoro durante la sua vita, che non lascia invece ai figli, cioè magari speriamo che gli lasci qualcosa ai figli, ma che non trascorra la sua vita in queste condizioni. Faccio questa premessa perché il passaggio da artista, da artigiano artistico ad artigiano, è un passaggio sul quale bisogna fare un ragionamento molto strutturato. Bisogna uscire, almeno mi permetto io di uscire, e lo faccio proprio perché per il ruolo che li copro, dalla parte filosofica del ragionamento, e ricordarci e ricordare a noi stessi, e non è tanto e non solo agli artigiani o agli artigiani artistici, e alle imprese sarde, soprattutto alle ditte individuali, che fare il mestiere vuol dire avere cognizioni di gestione di impresa, che sembra una grande banalità da dire come la sto dicendo, ma molti dei limiti e dei problemi dei nostri operatori economici, e non ultimi gli artigiani, gli operatori dell'artigianato artistico, è che hanno una visione spesso un po' più spostata verso l'arte, che è bellissimo, ma sicuramente non aiuta a fare il mestiere, che è quello poi di produrre e vendere. Il vendere in questo percorso talvolta sembra una cosa un po' maleducata, no? Perché la mia produzione artistica diventa denaro, e qui non entro nel merito di ragionamenti di natura filosofica, ma è indubbio che dobbiamo essere consapevoli che a un certo punto dobbiamo iniziare a vendere. E per questo vi porto un esempio molto banale. Qui in aeroporto la Camera di Commercio di Nuoro ha un'area espositiva, un monitor dove raccontiamo immagini bellissime di autunno in Barbagia, quindi delle nostre tradizioni e quant'altro, e delle vetrine dove vengono esposti dei prodotti dell'artigianato / artigianato artistico. In questo percorso abbiamo anche sollecitato le imprese, attraverso un accordo con Geasar, di poter entrare e accedere agli scaffali di vendita presso l'aeroporto, e quindi trasformare le loro produzioni bellissime in prodotti da vendere. E non tutti evidentemente, ma alcuni nel fare questo ragionamento hanno risposto: io produco il mio manufatto a un paese qualunque, vi dico giusto per non, Orune, non c'era nessuno di Orune evidentemente, e lo vendo a 100 euro. Ma non è che io lo vendo a 90 euro a quelli dell'aeroporto, lo vendo a 100 euro e quelli dell'aeroporto lo devono vendere a un prezzo non superiore a 100 euro, perché non è che mi fanno concorrenza. Questo esempio molto banale purtroppo riporta spesso e volentieri un limite, che io l'ho esasperato perché questa era, diciamo, l'apoteosi del ragionamento, ma non ci andiamo molto lontano da questo in alcuni di questi pensieri, per cui il non riuscire a riconoscere alcune delle regole di gestione di impresa, che non l'ho inventato io, non le inventa nessun altro, è una storia di secoli di gestione aziendale che è quella che fa la Fiat o GFCA o che fa l'artigiano, ma le regole del gioco sono sempre quelle, un po' più complesse in alcuni livelli, un po' meno complesse, ma non c'è da scappare da questo punto di vista. Quindi la mia sollecitazione, la mia indicazione, il mio, come dire, idea di supporto che bisogna portare, ove fosse accettata, all'artigianato, agli artigiani, è esattamente questo:
aiutare a trasferire una cultura d'impresa che ancora oggi è molto debole. E nel parlare di questo vi faccio un altro esempio altrettanto banale ma efficace. Il termine di capacità produttiva nell'artigiano è se stesso. Quindi capite bene che se la capacità produttiva che può esprimere un artigiano è se stesso, sono il numero di ore che lui può dedicare nell'arco della giornata per produrre quello che deve produrre. 24 dovrà dormire, mangiare e quant'altro, diciamo che se uno che lavora tanto ne mette 10, 12, anche 14, oltre quello non è in grado di produrre. Ecco, la sua capacità produttiva è quella. È evidente che quando la mia capacità produttiva è fatta dalle mie mani e le mie mani non sono sostituibili, perché questo è il ragionamento che spesso fa o deve fare o fa, anche se non è esattamente così la realtà, l'artigiano, non è sostituibile. In realtà alcune fasi del processo produttivo sono sostituibili da soggetti che lo fanno a costi minori, perché non sono specializzati, perché non sono artisti, e per cui non esprimono se non attività manuale, e quindi il ragionamento è: o sono in grado di aumentare la mia capacità produttiva, oppure sono in grado di vendere il mio prodotto a prezzi adeguatamente remunerativi perché io possa campare. Questo circolo vizioso alla fine fa sì che all'artigiano nell'ambito artistico dice: il mio prodotto non è replicabile da nessun altro, perché è un prodotto unico. Benissimo, sei in grado di venderlo a 3.000 euro, perché se il mercato te lo compra a 50 euro non c'è speranza, non riuscirai a campare, perché le tue 12 ore di lavoro alla fine ti consentono di produrre 10 pezzi. Con quei 10 pezzi per 50 euro non riesci a campare, e in più devi anche venderlo e quant'altro. Dico questo perché c'è stato l'esempio di Giampaolo Marsi ha raccontato della sua esperienza sul Fab Lab, che è un laboratorio che abbiamo attivato come Camera di Commercio, è un laboratorio di fabbricazione digitale fatto con macchine industriali, non con macchine diciamo da passatempo. Cioè abbiamo comprato macchinari industriali collegati ai sistemi informatici, quindi se vuoi fare la scansione del tuo viso in 3D e poi lo puoi ristampare su un pezzo di legno, su quello che vuoi, e riprodurre la tua faccia. Questo è l'esempio che ci ha raccontato Giampaolo, ma in quell'esempio lì, e chiudo velocemente, uno degli artigiani orafi del nostro territorio, che fu invitato a suo tempo a partecipare all'esperienza del Fab Lab, disse: non se ne parla neanche, il mio lavoro non lo sostituisce nessuno, non lo fa nessuno se non io. È stato smentito dal figlio, che fa lo stesso mestiere, ma che invece ha deciso di fare l'artista nel disegnare i propri pezzi di oreficeria, i propri anelli, e poi viene a stampare gli stampi con una stampante ad alta definizione presso il Fab Lab, affitta ore di lavoro, ore macchina scusate, e quindi non ha bisogno neanche di investire sulla macchina, e poi trasforma quello in un modello, in una modalità con la quale la capacità produttiva, anziché di essere di un unico anello al giorno, probabilmente diventano 5 anelli al giorno. Dopodiché c'è tutto il mestiere del posizionarsi sul mercato, vendere, eccetera, eccetera. Non sto a raccontarvelo perché è il mestiere che devono fare tutte le imprese per vendere e per stare sul mercato, ma ha iniziato a percorrere una strada che è quella di uscire dalla singola produzione, perché andava benissimo produrre il singolo anello, ma devi riuscire a venderlo a 2.000 euro l'uno, a 5.000 euro l'uno, a 20.000 euro l'uno, se vuoi diventare uno che, non dico che diventa ricco, ma che campa bene. Se poi il tuo mercato, perché non riesce a vendere una mercato, eccetera, eccetera, non riesce a qualificartelo più di 400-500 euro, o meglio, più del valore intrinseco del metallo con cui è fatto l'anello, capite bene che il suo valore artistico, che è elevatissimo, non è riuscito a posizionarlo. Quindi chiudo dicendo: c'è una scala di valori in termini di produzione che è dalle produzioni singole ad altissimo valore alle produzioni di minor valore, ma che devono per forza aumentare la loro scala, e c'è un mercato che compra i prodotti da 20.000, ma non sono tantissimi, e quelli da 500 euro, quindi bisogna anche ogni tanto decidere su quale ambito di mercato si vuol stare, ed è per questo che le scelte di formazione e di apprendimento in questo ambito sono indispensabili, altrimenti continueremo a raccontarci della disgrazia dell'esperienza professionale degli artigiani, che purtroppo è una disgrazia vera, col rammarico che abbiamo delle produzioni bellissime dal punto di vista artistico, ma che non riescono poi a diventare una produzione economica. Finito. Allora, ringraziando tutti per il contributo, mi viene da dire che comunque quello che è emerso sono un richiamo delle responsabilità, diciamo, personali, come imprenditori, come ditte, come soggetti
imprenditoriali e pubbliche rispetto a una responsabilità di una regione che deve aiutare a portare avanti e a sviluppare questo settore. Questi sono due elementi ovviamente fondamentali e imprescindibili uno dall'altro. Come avevo immaginato, cioè aprire un ragionamento su queste tematiche problematiche richiederebbe una giornata intera di discussione, perché abbiamo semplicemente così enunciato, diciamo, dei possibili temi di ragionamento. Mi viene solo da richiamare, per chiudere poi la discussione, e chiedere a chi vuole insomma rispondere e dare la sua opinione. Per chiudere un po' sul tema di questo incontro, ci è stato presentato da Antonio Usai una possibilità di sviluppo legato proprio a un qualcosa che accadrà. È sicuro che accadrà, cioè questo aeroporto si amplierà, così come Cagliari è diventato molto più importante in termini di passeggeri, turismo, arrivo, eccetera, così diventerà anche questo territorio ancora di più, e questo darà indubbiamente, sta aprendo, diciamo, ulteriori mercati. La domanda che lui ha fatto è proprio stata questa, cioè siamo pronti a recepire, a cogliere l'opportunità e le opportunità che da questi cambiamenti potrebbero arrivare? Questa è un po' la domanda che vi pongo. Cioè le imprese artigiane, si parlava adesso, c'è stato insomma spiegato e messo in evidenza un problema legato alla capacità produttiva di un laboratorio, no? Legata all'artigianalità e al lavoro di un singolo artigiano, ma rispetto alle caratteristiche, diciamo, che ci sono state illustrate anche dalle bellissime esperienze fatte in Tuscia e nelle Marche, cioè di quello che poi è il discorso più strettamente legato al turismo, cioè entrando nei laboratori, conoscendo direttamente le nostre imprese sono pronte ad aprirsi a tutto questo? E che cosa dovrebbero e potrebbero fare per sfruttare veramente un cambiamento che è in atto e avverrà? Se le imprese sono pronte, ci sono situazioni molto diverse, alcune sono pronte, secondo me, alcune meno, anche rispetto alle cose che diceva Agostino. Che cosa fare per cogliere l'opportunità? L'abbiamo detto, ora, cioè, è stato detto da relatori molto più autorevoli di me. Mi vengono in mente alcune cose rispetto alla conoscenza che ho io del territorio e delle imprese, rispetto appunto a quello che andrebbe fatto, e che per esempio, se vogliamo seguire il filone di un turismo, cioè di accogliere il turista da tanti punti di vista, le botteghe, che sono un mondo meraviglioso da visitare anche, dove fare anche quell'esperienza di cui parlavamo, oltre che assistere alla produzione. Probabilmente, insomma, non tutte sono adeguate, perché tra l'altro ospitare dei turisti significa avere il laboratorio in sicurezza, avere gli spazi, avere tutta una serie di condizioni che oggettivamente non sono richieste per la vita dell'artigiano là dentro, ma sono richieste nel momento in cui deve ospitare qualcuno. Allora, ecco, la prima cosa che mi viene in mente è che magari possiamo lavorare su questo fronte, cioè sull'adeguamento delle botteghe a questo tipo di accoglienza, e non mi ricordo chi lo diceva, forse tu Eleonora, sulla formazione, perché accogliere il turista non vuol dire vieni, ti offro un caffè e la chiudiamo, cioè, e ci facciamo 4 chiacchiere, vuol dire portarlo dentro il tuo mondo, fargli vedere la tua produzione, spiegargli perché la tua produzione ha un valore ed è diversa da quella del resto del mondo, perché tu sei unico da questo punto di vista. E poi in ultimo è stato illuminante e per me anche molto confortante l'intervento di dottor Offeddu, che noi dobbiamo guardare al futuro con una manciata di design senza stracaricarlo, perché se l'autenticità, quella che ci viene richiesta, perché noi siamo unici, perché come noi non c'è nessuno, non perché siamo migliori, ma sicuramente siamo ecco,
Allora, non lo dobbiamo abbandonare, dobbiamo guardare al futuro senza abbandonarlo. Quindi dobbiamo essere attenti ad avere un occhio indietro, un occhio davanti. Poi. Sì, mi ha stimolato molto, lo ha fatto provocatoriamente secondo me Agostino per tirarci dentro, però è giusto che ci sia questo ragionamento. Io credo che dobbiamo allargare, perché ha detto delle cose vere che fanno male a chi si occupa di questo settore, e non solo nell'artigianato artistico. Però andiamo avanti. Non parliamo solo di queste due cose, delle mani, parliamo della testa. Quando si parla di genius loci, lo spirito dei luoghi sta nella testa, sta nella cultura, sta nel livello di consapevolezza. Allora, se noi riusciamo a mettere la testa in avanti, a portare la nostra testa in avanti, la nostra cultura in avanti, ad aumentare il nostro livello di consapevolezza, non ci sarà più questo legame così forte con la manualità, perché gli oggetti che possono essere creati dalle nostre imprese, dai nostri artigiani, sono oggetti che, anche se non sono fatti al 100% in maniera manuale, hanno quel valore artigiano che invece li contraddistingue, li identifica e diventano made in Italy. Perché non dobbiamo dire questa parola? Noi dobbiamo fare cose belle, che ci identificano, che ci differenziano, che ci appartengono, ma che hanno la possibilità di stare nel mondo, non di stare nel mio cortile. Sono pronte? Non sono pronte. Sappiamo che non sono pronte. Dobbiamo lavorarci moltissimo, perché se fossero pronte non ci sarebbero i problemi che abbiamo adesso di comunicazione, di collocazione sul mercato, di scelta del mercato, di capacità produttiva, di formazione di addetti che siano capaci di tramandare e di migliorare le produzioni. Quindi c'è bisogno di lavorare tantissimo io sono diventato anche un po' cinico in questo, credo che bisognerebbe mettere quasi una asticella alta all'accesso, perché solo chi ha determinate caratteristiche può gestire un'impresa. È una cosa forte, però... Gli enti pubblici sono pronti? Bella domanda. Anche questa, bella domanda. Come? Lui deve occuparsi del prodotto. Allora, da una parte ci deve essere la regione che mi aiuta per quanto riguarda la distribuzione all'estero, perché io non posso pensare che un artigiano possa andare in Cina da solo, prima cosa. E seconda cosa, devo avere le uffici pubblici che mi aiutano a fare le fatture, perché se nessuno mi insegna a fare le fatture, che cazzo ci fanno gli uffici pubblici? Abbia pazienza. Cioè, tutta la colpa è sempre degli imprenditori che non capiscono quanto devono fare o non devono fare. Secondo me stiamo girando la bagna. Inteso quello che io ho detto. La Sardegna è pronta ad accettare questo affare qui? No, ma da un punto di vista pubblico prima che privato. Molto più pubblico. Io non rappresento il pubblico. Ma io sto reagendo alla tavola rotonda e sto esprimendo le mie opinioni col mio solito modo maleducato, però voglio dire, le cose stanno qua. Dobbiamo mettere tutto sulle spalle di questo povero artigiano? No. Ma infatti io ho detto che le responsabilità che sono emerse da queste discussioni sono da una parte degli artigiani e da una parte del pubblico. Ho fatto proprio questa premessa. E ritorno a quello che stavamo dicendo. Chiedo a Graziano, che è vicino più di tutti, insomma, questo mondo lo vive tutti i giorni. Questa opportunità legata al turismo, all'incontro diretto, al vivere un'esperienza che non è soltanto la vendita dell'oggetto, ma di tutto quello di cui si è parlato in tutta la giornata. Dove parlo? Qua? Beh, anche qua. L'ho detto prima, fare dei percorsi. Se si preparano dei percorsi, la gente sa dove andare, cosa trovare e cosa vedere. Funziona molto l'agroalimentare misto all'artigianato. Non deve essere però sempre l'artigianato messo lì come patatina fritta intorno all'agroalimentare, ma semmai al contrario convivere insieme anche a percorsi di cultura, di storia, di archeologia. Parlavo prima degli americani che andavano in bicicletta, ci sono gli australiani che si stanno facendo le palestre in Ogliastra, ma adesso, altro che 10 mesi del Trentino, là lavorano 12 mesi, però sono tutte piccole realtà e piccoli
organizzazioni che dovrebbero essere coinvolte in tutta la Sardegna. Io continuo su questo concetto: se uno è stufo poi di andare a camminare, a fare le palestre in Ogliastra, che venga a mangiarsi 2 pezzi di bottarga e un mugine e a comprare un paio di maschere da me, nell'Oristanese, o 2 ceramiche, che vada ad Alghero a vedere chi lavora veramente il corallo, ma chi lavora veramente il corallo, non chi vende il corallo cinese e giapponese, perché quello ce l'hanno già in Cina. Cosa ci vengono a fare? Vengono i cinesi a comprare il corallo cinese lavorato in Sardegna. Cioè, pulizia anche in quello, unicità, originalità e identità della Sardegna, che creerà comunque delle cose uniche da salvaguardare. Facciamoli riconoscere e siamo pronti. Grazie. Bene, allora, insomma, mi sembra evidente che i temi sono talmente complessi e talmente importanti da richiedere veramente tanto tempo. Direi che se non ci sono altri interventi chiuderei. Ah, mi scusi. È una cosa velocissima, perché poi secondo me questi incontri devono servire non soltanto a lamentazioni o comunque il riconoscimento di limiti, ma anche capire un attimo che cosa abbiamo sentito oggi e quali sono le cose che possono essere utili. A me ha colpito molto la presentazione di Eleonora. Sono entrato nel sito di Italian Stories e ho visto quello che stanno facendo. Questo è un modo molto molto interessante per dare valore aggiunto al lavoro degli artigiani, anche perché, così come succede anche in altri settori, penso alla pescaturismo, dove il pescatore integra il suo reddito attraverso anche l'attività di ospitalità dei turisti, eccetera. Quindi riuscire a vendere non soltanto il prodotto, che ha un valore, ma riuscire anche a vendere perché qualcuno è disposto a comprarlo, l'esperienza, la conoscenza, le competenze che un artigiano può trasferire a un turista, credo che queste siano veramente delle cose a valorizzare. Quindi io credo, ecco, forse una cosa con cui non sono d'accordo con Ciriaco è che alcune cose le debba fare la regione, alcune cose le devono fare le aziende, assistite magari dalle organizzazioni di categoria che sono molto brave, quindi le fatture, la contabilità, queste cose non c'è bisogno di rivolgersi all'ente pubblico per farle, però molte cose le aziende hanno il supporto delle proprie associazioni, piccole o grandi che siano, e poi veramente copiare le cose fatte bene da altri su altri territori. Anzi, magari, se fosse possibile, inviterei Italian Stories a già coinvolgere, perché no, qualche imprenditore della Sardegna. Sono sicuro che ce ne sarebbero disposti a insegnare come si lavora, come si fa un coltello, come si lavora una maschera, come si lavora la pelle. Cioè, abbiamo tante cose da poter, o anche l'orificeria, perché abbiamo una grande esperienza, una grande tradizione di orificeria. Quindi io l'invito è agli artigiani presenti, alle associazioni, ecco, veramente di mutuare queste best practice, perché sono queste poi le cose perché discorsi se ne possono fare tanti, poi le cose bisogna farle in pratica. Grazie a tutti e buona giornata.